Invisible Man. Amici di Scratch, che applauso, guarda, rifacciamolo, dai. Uè, sono contento per un verso, un po' scontento per l'altro, però sono contento perché comunque è finita bene questa 33esima edizione del trofeo di ciclocross Triveneto. Sono anche altrettanto contento perché è l'ultima, insomma la settimana prossima ci riposeremo. Io un applauso lo farei sicuramente alla stella di queste trasmissioni, che è la signorina Ilenia Lazzaro, giornalista, professionista, ma soprattutto ciclocrossista. Fateglielo perché veramente se lo merita. Grazie. Ilenia, allora, poi dopo per i saluti facciamo dopo, voglio vedere grandi lacrime, adesso voglio divertirmi. Abbiamo dei begli ospiti, io partirei con Paolo Bortolotti perché Pista di Mori a me mi evoca tanti trascorsi bellissimi con quella mega diretta di 3 ore e mezza a giorno, una cosa incredibile, e poi parleremo delle vostre nuove cose da fare. Paolo, ne avete tante? Ne abbiamo parecchie, a cominciare da meeting giovanissimi e comunque 12 giornate di gara in pista. Ma voi in Trentino poi siete benedetti, diciamoci la verità, dai. Bisogna darsi da fare, non è che siamo benedetti. Una persona meravigliosa, un applauso strepitoso, dal Col, grande, fateglielo. Quante ne avete fatte? Sai cos'è che mi fa a me un po' arrabbiare dal Col? È che pochi si rendono conto che dietro la macchina ci sono sì gli interpreti principali, viva Dio, se non ci fossero gli atleti, ma quanta gente c'è che a volte patisce il freddo, a volte non sempre le location sono all'altezza della situazione, ma siete sempre spesso a beccarvi parole. Forse la gente non sa dove è l'educazione, io credo, però insomma un applauso a voi bisogna farlo, siete in tanti che lavorate. Ben sì, diciamo che siamo in 5-6 che ci si alterna e così, comunque l'ambiente del cross non è uguale a quello della strada, sono molto più educati. Ah sì? Sì. Un applauso allora, sono proprio contento che dici. Ragazzi, sfondatevi le mani, insomma Giacomo, grazie per essere qua, insomma un applauso a Giacomo Salvador. E si contenti? Poi vediamo una bella cerimonia finale con una bella, insomma, la premiazione un po' molto intima, Ilenia, diciamoci la verità, molto intima, molto affollata, però bisognerebbe dare poi un ranking a chi ha fatto meglio, perché io credo che sia poi giustificabile dare un pregio a chi ha saputo organizzare eventi come il trofeo ciclocross alla grande, poi gli altri impareranno. Ma cosa certamente, dici? intanto buonasera a tutti. Io penso una cosa che quando si vede che ci mettono la buona volontà è già un pregio. Altre gare ne ho viste che magari non ci mettono la buona volontà, allora sarebbe da criticarli un pochettino, ma di anno in anno stiamo crescendo, si cerca di fare sempre e di migliorare, perché anche quest'anno abbiamo avuto tutta la stagione un gazebo riscaldato per gli atleti, perché è stata una stagione abbastanza dura, perché veramente quest'anno, non come l'anno prima, è stato un anno di vero ciclocross, perché il tempo non ci ha aiutato sicuramente. Non state a dirmelo a me con tutta la pioggia che ho preso, non state a Sì, da dirlo dentro a il me. camper. Ancora? Certo. Come? Sì. Ma non è vero, guarda che mi sono bagnato, guarda come non so che cosa, sai che c'ho anche la urcedine. No, io sono raffreddata, te no. Per forza, anche voi fate di quelle cose, siete un po' fuori di testa, Ho capito io, però a un certo momento vi lavano con la lancia con l'acqua gelata. Ma dove si va così? Cioè, siete fuori veramente dal mondo, ragazzi. È più calda l'acqua della lancia che l'acqua che cade giù. Ah sì? Certo. È più calda? Certo. Sarà l'escursione termica. Può essere. Comunque non anche. state a posto. Io prima in cronaca ho detto una cosa, ma era, adesso a parte gli scherzi, a me quello che dà un po' fastidio, ho cercato di farmelo spiegare anche dagli alti vertici, se prendessero in considerazione un nuovo tipo di approccio con chi si smazza e soprattutto con gli atleti, perché io sono stanco di sentire Armstrong
che si faceva. Pantani povero lo abbiamo massacrato tutti, le ingiustizie che i ciclisti prendono, no? Armstrong è un'altra storia, l'abbiamo detto, però ci sono questi che bisogna proteggerli. E allora bisognerebbe cercare che la gente non mi desse fuori di testa matti. Io ho detto, i matti forse sono quelli che rompono le balle il venerdì sera, che fuma, coca, in macchina fanno casini, questa è gente che lavora. Ma il fatto è che finché non ci sarà un'adeguata comunicazione, ritornerà un'adeguata comunicazione rispetto al ciclocross come non era. Siamo adeguati. No, noi siamo anche adeguati. Guarda, oggi ho aperto una cosa su Facebook perché ho risposto a Marco Ponta che ha ringraziato perché insomma ci siamo sbattuti tutto l'anno tutto l'inverno a seguire il ciclocross, io anche nelle riviste, e gli ho detto Marco non è facile sai entrare col ciclocross nelle riviste, perché non so perché le riviste di mountain bike che hanno 250 pagine perdono tutto l'inverno a scrivere di pranzi sociali, invece di scrivere del ciclocross. Del ciclismo, allora io sai cosa ho detto? Io ho detto questo, che secondo me, lo continuo a dire, lo dico anche oggi che è l'ultima puntata, c'è un gruppo che sta crescendo che ci crede nel ciclocross e verrà il momento che anche in Italia avremo una rivista che parlerà del ciclocross come in Belgio, verranno anche più trasmissioni perché noi l'abbiamo sempre detto che siamo contenti se ci sono anche delle altre trasmissioni che fanno vedere il ciclocross. E verrà poi il momento che chi è pronto e chi è rimasto indietro che non sa neanche come gira una ruota di una bicicletta poi verrà a chiamarci noi per chiedere come una cosa bella, me l'ha detta Giacomo Salvador prima, stiamo creando una squadra. Allora dal Colle la squadra si è creata, perché sono tanti anni che c'è questa squadra comunque, quindi la squadra può anche, diciamo così, ridurre quel gap dove non ci sono i sordi, però voglio dire, quando c'è una bella squadra affiatata le cose si possono fare, si può sopperire anche. Beh, sicuramente la squadra deve essere affiatata perché sennò non riesci a fare meglio quello che si deve fare. Perché pensiamo soltanto ai ragazzini che loro nel tempo che fanno la doccia devono venire fuori e vedere gli arrivi e le classifiche, perché il meglio. Certo. Il meglio che si deve dare, bisogna pensare a loro. Giacomo, lui dice una cosa interessante, no? Poi la squadra, lo vedremo, ma il prossimo anno ci stai pensando, cioè di confermi la tua presenza oppure andiamo tutti a casa, perché se no tutte queste parole servono a niente. No, guarda, io era molto tempo che ci pensavo, quest'anno volevo chiudere, ma c'è troppo entusiasmo, adesso le cose stanno andando anche bene. Vedremo di migliorare in un'altra maniera perché penso che se a maggio, i primi di maggio come quest'anno, sarà definito già il calendario nazionale del Giro d'Italia, potremmo fare magari qualche gara di meno ma fatte in un'altra maniera, magari dialogare con le società prima in maniera che ci siano delle gare, che ci siano anche delle pause, magari quella domenica che c'è il Giro d'Italia non ci deve essere la gara o al massimo qualche dono potrà fare, non so, la gara degli esordienti, i giovanissimi fino agli allievi. Io direi che il Giro d'Italia dovrebbe essere dagli junior in su, secondo me, perché ci sono delle squadre che hanno il potenziale perché hanno i soldi, loro hanno la possibilità di girare l'Italia. Gli altri che non ce l'hanno magari sono più forti degli altri, però non hanno la possibilità di gareggiare. Io ho un'altra teoria, quella di junior, perché la crescita va rispettata, e per me gli allievi insomma possono competere con il trofeo triennale, ma questa è una mia considerazione che conta nulla anche il fatto che vorrei che gli juniores facessero i juniores un altro anno, perché così almeno se hanno da fare la maturità insomma la possono fare con una certa calma, ma sono tutte cazzate che mi invento io, non è che non dovete prenderle come oro colato, sono mie idee. Non voglio mica far passare, voi non c'entrate nulla, Elenia, ecco. Allora, detto questo, noi abbiamo preparato un piccolo contributo. Settimana scorsa abbiamo sentito Renato Di Rocco, era stato il funerale di un certo Sandrino Carrea, che è stato il grande, mitico portaborracce, tra virgolette, di Fausto Coppi, una leggenda che se n'è andata via settimana scorsa. Pensa che Donatello, che è un cantante degli anni 60, che sti ragazzi qua manco sanno chi è. Ma neanche io lo so chi ma neanche tu, vabbè, cosa c'entra, ragazzi, però istruitevi, perché è stato il fautore delle canzoni degli anni 60, 70, io mi fermo qui, l'hanno cantati di Dick, insomma, mi ha chiamato e ha detto guarda che io tempo fa ho fatto un video proprio dedicato a Carrea, con Carrea
che veste addirittura la maglia di rosa del 1952, quando lui la vestì, e la vestì con un certo rossore perché era uno sgarbo che si faceva al mitico Fausto Coppi, con la sua intelligenza, la sua, diciamo così, umiltà, la fa vestire a un ragazzino che, guarda caso, è proprio identico a lui. Andiamo via col filmato. Da bambino i Pirenei, con la neve che scintilla sulla vetta, la gente intabarrata nei paltò, che applaude dopo ore che ti aspetta, e quella faccia da onesto paesano, che ha lasciato la sua terra e il suo pienile, quello sguardo di chi sa andar lontano, e il naso grande come un campanile. Io quando sarò grande voglio essere Carrea, per vestir la maglia gialla e raccontare a chi non c'era la fatica dei gregari sulle strade senza tempo e l'arrivo dei campioni a braccia alzate contro il vento. Quando sarò Carrea, correrò col sole in faccia, cercherò un po' di ristoro dentro un sorso di borraccia. Ma che bello essere Carrea, vedere Fausto da vicino, solo in fuga verso il cielo, inseguito dal destino. Dentro il gelo, dipeso solo da un foglio di giornale, con la maglia bianca azzurra color cielo e a tracolla la gomma da cambiare, e quella faccia da scontroso paesano che ripensa alla sua casa e al suo cortile, col muso di chi sa veder lontano, è un naso grande come un campanile. Io quando sarò grande voglio essere Carrea, per vestir la maglia gialla e raccontare a chi non c'era la fatica dei gregari sulle strade senza tempo e l'arrivo dei campioni a braccia alzate contro il vento. Quando sarò Carrea, correrò col sole in faccia, ritroverò tutto il pedale, anche in un mondo di borraccia. Ma che bello essere Carrea, vedere Fausto da vicino, solo in fuga verso il cielo, inseguito dal destino. Io quando sarò grande voglio essere Carrea. Io quando sarò grande voglio essere Carrea. Io ho anche una maglia di Fausto, una maglia rosa, che sono riuscito perché... Grazie Donatello, so che ci guardi ma ci troveremo presto, insomma a me ha commosso tantissimo questo video. Allora, adesso partiamo con quella che è stata la gara di Mussolente. Allora Ilenia, c'è un ranking, qua qualcosa non ha funzionato, la logistica è stata un po', diciamo così, strozzata, anche gli atleti avrebbero bisogno di spazi. Ne ha detto qualcosa Giacomo Salvadori, anticipandoci in qualche maniera quello che sarà il prossimo ciclocross targato 13-14, però qualcosa bisogna pur dire, perché sennò Fanzolo se la prendono come noi siamo stati bravi. Sono tutti bravi quelli che hanno organizzato questo trofeo, però certo che coloro che hanno avuto delle
così, delle difficoltà debbano imparare da Ma deve coloro essere, che- secondo me, uno stimolo per crescere. far meglio. Noi abbiamo parlato durante tutte le tappe, facendo anche elogi da più punti di vista. Non abbiamo guardato solo, vabbè, la sicurezza degli atleti è sempre la prima. Certo. Poi abbiamo guardato anche la comodità poi Certo. stessa, i parcheggi, eccetera. Abbiamo visto anche poi dal punto di vista del marketing come si sono Certo. adoperate. Quindi, insomma, deve essere tutto da stimolo per i prossimi anni. Ecco, sicuramente se io devo fare una critica alla gara di Mussolente, che mi piace moltissimo e che ho corso tanti anni, qualche lancia in più per lavare le biciclette ci voleva, perché specialmente nelle gare C'era traffico. c'era tanto traffico, sì. Beh, Ecco. insomma, abbiamo visto che Vo hanno fatto le cose bene, poi dopo Fanzolo grandissimi, Schio meravigliosi mi pare, no? Poi Vittorio Veneto da un'altra parte, insomma, speriamo di ritrovarci poi settimana prossima. Andiamo con gli esordienti. Andiamo con gli esordienti, esatto, perché qua abbiamo visto anche in cronaca che insomma Lorenzo De Vettori da Sorgente Pradipozzo ha conquistato la maglia, quindi Ha sconquassato tutto. sì, Brancati al secondo posto, quindi De Vettori è il nuovo leader e si tiene questa bella maglia gialla. Via allora con le immagini. Esatto, vediamo gli esordienti maschili e femminili. In questa gara partono anche gli esordienti del primo anno. Quindi atto finale, siamo a Mussolente, gara in provincia di Vicenza, che chiude il panorama di questo trofeo Triveneto targato non soltanto ciclocross, ma soprattutto Giacomo, Salvador. La partenza, tanti ragazzini, sono gli esordienti, una giornata veramente brutta dal punto di vista meteorologico, ma non certo è un problema per gli atleti. Ilenia, siamo arrivati alla conclusione di questa lunga galoppata che ci ha visti interpreti da ottobre e oggi si chiude alla grande, col grande fango. Oggi si chiude alla grande, una giornata tipica e degna del ciclocross. Tra l'altro oggi vediamo alla partenza per la seconda volta dopo il campionato italiano anche gli esordienti al primo anno, quindi veramente un nutrito gruppo di ragazzini sia maschi che anche femmine. E qui vediamo un certo Tommaso Dalla Valle che abbiamo visto con i G6, già protagonista proprio in quel di Mussolente, con la casacca e con l'effigie di esordiente. Vedremo come andrà a finire. Certo che sono molte le cose che si potrebbero dire su questo trofeo Triveneto. Ha fatto scuola, ha fatto veramente affascinato veramente tanti atleti, però certo sta, ed è il fatto più credo fondamentale che tanti esordienti hanno preso parte a questo trofeo, da De Vettori alla Consolaro, Taborra Mattia, Mafferro, Zanandrea Spadoni e le nuove leve come Tommaso Dalla Valle e le riconferme come Sara Casasola. Beh, sicuramente è una bella partenza questa. Adesso vediamo appunto Tommaso Dalla Valle che al momento è al comando negli esordienti del primo anno, questo è Sergiano, anche lui esordiente del primo anno, e la Iaccheri che è insomma una maglia tricolore anche in questa categoria, una ragazzina emiliana che si è venuta a correre qui, un percorso oggi che non è nuovo perché è per la seconda edizione a Mussolente nella parte sotto diciamo della montagna, reso veramente duro dal fango, perché vediamo ci sono molti tratti da fare a piedi rispetto a quelli da fare in bicicletta. Una cosa va detta, che questi sono ragazzi di 12 anni. Allora, in tante tappe, io ho sentito gente che non era proprio, diciamo così, vicina al ciclocross, che si affaccendavano a criticare, ma chi glielo fa fare, ma questi sono tutti matti. Io mi sono permesso sui nostri canali virtuali come Facebook, che tra tanti imbecilli ci sono i fancazzisti che non sanno cosa dire, invece di andare a vedere veramente quali sono i trend negativi della società, non so, cocainomani, gente che fuma, beve, si ubriacano, rompono le balle per le strade. Questi perlomeno non rompono le scatole a nessuno e si fanno la loro gara e comunque si impegnano. Si impegnano, si divertono anche, perché sono un ragazzino di questa età, per fare una fatica del genere si diverte. Apro e chiudo una parentesi, ieri c'è stato uno speciale sulla Rai su Michele Bartoli, ho scoperto con veramente molto piacere che Michele Bartoli da giovane fino a dilettante faceva il ciclocross, quindi il ciclocross serve a temprare questi ragazzi, serve a farli crescere, serve a farli guidare, perché guidare una bicicletta in un terreno del genere, qui vediamo il Vin Brulè che scalda anche Renato Redmüller, consigliere per la federazione ciclistica del fuoristrada, e guardate anche De Vettori abbiamo già detto, è un ragazzino che comunque nonostante sia molto giovane ha anche una bella guida già a questa età. Ci vuole forza, ci vuole destrezza, ci vuole spirito di sacrificio, è uno sport che tempra molto, e come Sara Casasola che aspettiamo anche il prossimo anno, sicuramente non è riuscita a vincere l'italiano quest'anno, ma sono convinta che sarà protagonista il prossimo anno. Come
siccome il protagonista è stato già dalle prime battute con la casacchetta del G6 è un certo Tommaso Dalla Valle, il quale vorremmo che rimanesse per parecchio tempo nelle ombre del ciclocross. Qua intanto vediamo Filippo Fontana, figlio d'arte. Intanto la vittoria, questo è con il numero 72, è proprio Simone Rigo della Sorgente Pradipozzo che si aggiudica questo trofeo Triveneto. Poi dopo c'è Lorenzo De Vettori, Mattia Consolaro, Mattia Taborra, Alberto Brancati. Per quanto riguarda invece gli esordienti al primo anno, tra poco vedremo proprio la vittoria importante, ma credo una conferma piacevole, perché da G6 arrivare subito alla grande così, ed è proprio Tommaso Dalla Valle, mentre vediamo Brancati e Alberto un po' indietro. Ecco qua Tommy, il ragazzo terribile, che così si impone su Toccoli Zaccaria della Carraro Team, Sergiano Giovanni, Ferro Matteo e Zanandrea. Per le donne, eccola qua, Sara Casasola che rivince su Valentina Iaccheri, Anna Kunig, Nicole D'Agostin, Lunger, Francisca, Bolzan, Matilde e la prima esordiente del primo anno, Denise Pauletto. benissimo, per la gara degli esordienti è tutto, adesso diamo la linea alla gara degli allievi. Allora sta maglia è definitivamente tua. Beh sì, adesso ormai ce l'ho fatta. Oggi è stata dura, c'era molto fango, il percorso era veramente duro e non ce la facevo più. Ma ci va sempre l'applauso. Fate un colpo sì, un colpo no, dai. Dai. E la madre, Allora, come l'abbiamo i esordienti oggi qua, Però abbiamo anche da dire la maglia di Sara Casasola, che è stata leader praticamente dalla prima tappa Certo. fino all'ultima, quindi anche per Un saluto mostrare- possiamo fare alla Chiara Zanettin, so che non sta Sì, tanto bene. dobbiamo ancora vedere gli allievi, però facciamo un saluto anche a Chiara Zanettin, che doveva essere qua leader delle donne allieve, che ci hanno detto che è in ospedale, quindi in bocca al lupo veramente Chiara e rimettiti in forma subito. Ecco, io credo, caro Giacomo, che questi ragazzi qua, adesso gli esordienti li abbiamo visti, ma anche gli allievi, tutte le categorie avranno dei benefici sicuri quando inizieranno l'attività su strada. Ma guarda, tanto si sono abituati a soffrire un po' e nessuno li obbliga a soffrire chissà che, perché hanno dei tempi, non è come su strada, corrono mezz'ora, 40 minuti quando sono junior, poi li ho visti che si divertono. Quest'anno li ho visti addirittura a Lives, che se non fosse stato perché abbiamo tolto A il nuoto ponticello, l'avrebbero volevano l'acqua fino alla gola, perché qualcuno voleva attraversare. Li ho visti splendidi, sono sicuro che se la stagione dovesse andare via in primavera anche brutta le prime gare, loro hanno i benefici, basta saperli gestire, poi l'importante è che studino e poi si divertono nel ciclocross. Benissimo, andiamo con gli allievi? Andiamo con gli allievi, primo e secondo anno, maschile e femminile, vediamo la clip. Donne allievi al secondo anno e allievi al primo anno, sempre gara di Mussolente, seconda gara di giornata, quali vediamo tutti, oramai è diventata una consuetudine vedersi la domenica, ahimè non saprò cosa fare domenica prossima, cercherò qualche gara dove poter andare perlomeno a rinverdire questa nostalgia che sicuramente mi attanaglierà, cara mia Ilenia, perché abbiamo detto in tante occasioni si è creata quello spirito familiare che soltanto il ciclocross sa consegnare. Quello sicuramente sarà è un po' la crisi di tutti che avviene quando finisce poi la stagione, però è così, insomma, poi siamo tutti pronti già per il prossimo anno. Detto questo, sono partiti gli allievi primo e secondo anno con le due maglie di Michelino Bassani e Edoardo Nichele e le allieve donne con Chiara Zanettini, maglia di leader. Anche qui sarà veramente una gara battagliata e abbiamo anche la campionessa italiana Rachele Barbieri, quindi anche qui una maglia tricolore che fa sicuramente molto piacere anche per l'ultima parte del trofeo. Edoardo Nichele si invola già solitario, spinge la bici in questo tratto di salita, è un percorso che non è pianeggiante, quindi è un su e giù con parecchie contropendenze. Dietro vediamo Michelino Bassani, molto bella la sua azione perché è già davanti con gli allievi del secondo anno, con Dagna Smarzaro la medaglia d'argento ai campionati italiani e via tutti gli altri. Bene, una location questa che era bella come percorso, un percorso molto difficile, poi reso anche più pesante dalle condizioni avverse meteorologiche. Certo che bisogna dire che
per organizzare queste gare ci va anche un po' più di ampio respiro per quanto riguarda i mezzi, anche le location, mettere qualche capannone per poter mettere a riparo i corridori, li abbiamo visti parecchio in difficoltà. Noi vorremmo tanto creare un ranking, ma un ranking benevolo, nel senso che possa servire agli organizzatori a migliorarsi. Non pretendiamo certo che siano tutte come Vittorio Veneto, però avvicinarci per avere per accorciare quel gap che lo vediamo nel nord, e quindi, siccome l'Italia non è un paese dietro a nessuno, è soltanto una questione di buona volontà, Ilenia. Sì, sicuramente in queste poi giornate, con questo tempo, diciamo che avere magari qualche cosa che può far riparare gli atleti sicuramente sarebbe meglio, però insomma dai, raccontiamo la gara degli allievi. Abbiamo visto davanti la Sofia Begin con la Giulia Betz e poi Rachele Barbieri e Chiara Zanettin subito dietro. Secondo me oggi per la Barbieri ha un po' staccato anche con la testa dopo il campionato italiano, e comunque è una gara veramente molto dura, e vediamo, guarda Edoardo Nichele che fatica fa anche solo a restare in piedi, perché comunque ormai l'erba praticamente non c'è più, c'è solo fango, e quindi diciamo che tutti i ragazzi cercano di trovare le scorciatoie per poter cercare, come Michele Bassani, di spingere la bici senza che vada ad affossarsi proprio nel fango. Questo Daniel Smarzaro, anche lui un po' in difficoltà oggi, ma insomma diciamo che oggi sono bravi tutti dal primo all'ultimo. De Bellis che è il secondo dietro a Michelino Bassani per quanto riguarda gli allievi del primo anno, e poi tutti gli altri. Insomma diciamo che oggi veramente ha vinto lo sport, perché una fatica e un percorso del genere è veramente tosto. Abbiamo visto che forse la Begin si è tolta un po' via lo stress dei campionati italiani, l'abbiamo vista più leggera, anche più in forma rispetto a qualche gara precedente, e soprattutto rispetto ai campionati italiani. Dicevi bene tu, la Barbieri ha mollato un po' la zavorra, ma la Chiara Zanettin la vediamo veramente pimpantissima. Questa è una ragazza che ha ipotizzato tutto e ha creato tutta la sua condizione per il trofeo Triveneto. Ha detto mi accontento di questo, ha fatto bella figura anche ai campionati italiani. Questo la dice lunga veramente sulla propedeuticità del ciclocross, che anche se uno si allena così tanto per far poco, ma alla fine la condizione gli arriva, e chissà poi dopo su strada queste ragazze cosa riusciranno e questi ragazzi cosa riusciranno a combinare. Bene anche, devo chiamarlo e devo nominarlo, è del Sante Lorenzo, della sorgente Pradipozzo, mentre vediamo proprio Nichele Edoardo che si impone, quindi vince definitivamente la sua maglia, su Rudy Molinari al secondo posto della Caprivesi, Daniel Smarzaro, Luca Montagnier, Cristian Buttò, Filippo Cammatta, poi dopo Weber, Ferro, Parolin e Graff. Per quanto riguarda invece, intanto vediamo proprio in questo momento De Bellis, per quanto concerne invece gli allievi al primo anno, chiaramente nulla che può cambiare. Michele Bassani vince, stravince, convince e indossa definitivamente la maglia del trofeo Triveneto di ciclocross targato 2012-2013. Abbiamo visto De Bellis arrivare secondo, quindi Jacob Dorigoni, Cesca Pellizzer da Pos, Del Sant, Biasia, Pozzato, Gallo. Bravo anche Del Sant. Per quanto riguarda le donne? Per quanto riguarda le donne, eccola qua, ipoteca la maglia Chiara Zanettin su Giulia Betz, Sofia Begin, la campionessa d'Italia Rachele Barbieri, Ludovica Camatta, Sara Girardi, Aurora Marchetti, Letizia Borghesi, Sara Bondavalli e Alessia De Bellis. Quatta, insomma, hai fatto un ottimo campionato italiano. Sì, mi è andata bene, le gare prima sono state un po' più tragiche, ma insomma. Sei contenta? Sì, sì. Sì, ma forte ragazzi! Siccome abbiamo visto la clip, è vero? La clip, tutti sboroni qua in questa trasmissione qua. Detto questo, chi abbiamo qua? Siamo i protagonisti della categoria allievi. Posso fare? Oh! Puoi fare? Oh! Sì. Bene, allora presentaci il secondo classificato, che a me piace tanto sto ragazzo qua, veramente. Io veramente poi passo per essere retorico e anche un po' pirla, ma mi piace, guarda, meglio essere pirla che stupidi. De Bellis, ecco. Una meraviglia, educati, io non ho altri aggettivi da dire.
Perché io mi commuovo quando vedo ragazzi che sanno comportarsi bene. Oggi pare che sia veramente, era normale qualche anno fa, fino a 30-40 anni fa. Oggi è anormale, quindi sono contento di vedere i ragazzi così. Beh, sicuramente poi in questa categoria è stata una bella sfida, quindi abbiamo veramente 3 protagonisti anche in ambito nazionale. Quindi partiamo, visto che ha il microfono, con De Bellis, anche secondo anche al campionato italiano, quindi... È stata male. No, non è andata male, io te l'ho detto che non è andata male, perché è caduto tante volte e ha fatto un grande rimonta, quindi bravo intanto e se vuoi salutarci, dirci anche un po' quella che è stata la tua stagione, la tua lotta con Michelino che era proprio vicino a te. Beh, intanto grazie, poi sì, è stata una stagione lunga, lui è partito subito forte, si è andato in crescita, però l'ultima ce la siamo giocata, però lui andava più forte. Però di la verità, in tutto il carrozzone il più simpatico qual è? Dei presentatori, delle persone qua esistenti, il migliore chi è secondo te? Non si può dire, dai. Questo è scancellato, eh? Bassani, dai, bravissimo. Ma sì, dai, questa stagione non è andata come volevo, però domenica volevo riscattarmi dalla prestazione di Vittorio Veneto, è andata bene, sono riuscito a conquistare la maglia del trofeo Triveneto e sono contento. Poi io ho una riga di teoria, nel senso che il campionato italiano, fermo restando, bravissimi tutti, è una giornata. E credo che il trofeo Triveneto invece spalmate in tante è un po' come vincere il campionato, cioè quindi io ti faccio i complimenti, ma tutti voi, perché vi siete smazzati e chi ha indosso la casacca oggi si è confrontato in diverse chance, vero? Beh, sicuramente il campionato italiano, l'abbiamo sempre detto, è una gara di un giorno. Poi tra l'altro loro hanno corso il sabato, quindi poi il sabato era anche un altro percorso rispetto alla domenica, certo. E in una gara di un giorno può succedere di tutto. Quindi bravissimo anche Bassani. Ma bravissimi tutti e poi anche sono giovani. Quindi. Michele, io sono un po' con te, sono un po', diciamo così, colluso come i mafiosi, no? Beh, ti voglio bene perché il tuo papà mi porta da mangiare i 6 torroncini, ma sai che ci hanno salvato la vita in più di un'occasione. Domenica avevo una fame, stavo svenendo, sono arrivato il tuo babbo, eravamo morti, vero San? C'è Sandra là che sveniva. Comunque anche tu bravo, bravissimo. Beh sì, intanto grazie mille per l'invito. La stagione è andata bene, l'obiettivo è stato raggiunto, quello del Triveneto, la maglia ce la siamo sempre tenuti. Soltanto che, vabbè, l'italiano non eravamo in giornata, quindi... Ma state tranquilli ragazzi, l'italiano va bene, avete vinto il trofeo Triveneto. Io continuo a dire il trofeo Triveneto, caro Giacomo, guai chi lo tocca perché è come l'UNESCO, è patrimonio nazionale, chi lo tocca è un uomo morto. Io potrei dire che sti ragazzi sono fantastici, se ho continuato ad andare avanti e forse continuerò, prima ha detto di sì, quindi non ti perché questi ragazzi sono educati, non è come la strada, anche prima di partire ti chiedono qualcosa, te lo chiedono sempre in una maniera che è impossibile non dargli una mano. E sono fantastici. Mi viene in mente una canzone di Paolo Conte, che l'inverno è come le donne, è più segreto, no? Nell'inverno c'è più intimità, c'è più partecipazione e forse credo che sia anche questa l'alchimia. Ma io sono convinto che se anche non diventano dei campioni, questi qua hanno imparato a far fatica, a sapere come comportarsi, sono educati, è veramente soddisfazione, anche se non faranno carriera, però ce n'è di talento anche tra di loro. Benissimo, andiamo con gli Junior fascia 2. Junior fascia 2, donne open. Penultima gara del ciclocross targato Mussolente, quindi si calano i sipari, da vediamo Paccagnella che si sta proteggendo, tra poco toccherà a lui. Qua invece parliamo di juniores, master, quindi fascia 2 e quindi tutte le donne. Bella questa parrucca, complimenti, un bel abbraccio a Marco Zanella. Insomma, qua cominciamo a fare le cose più serie, sono gli junior. Ecco, la ricetta del punteggio doppio ha fatto sì che insomma tutti venissero a correre, perché comunque questo trofeo Triveneto abbiamo capito già da quest'anno che sta facendo scuola in tutta Italia. Beh, quello sicuramente, poi anche il fatto, intanto vediamo la fascia 2 che parte, il fatto che specialmente nelle categorie agonistiche ci sia stato così corto respiro di classifica, parlo delle donne ad esempio, che vedremo adesso la maglia verrà completamente rivoluzionata, della fascia 2, c'erano delle categorie dove c'era veramente poco margine di punteggio, ha dato veramente l'ultima prova
trova uno scossone enorme a livello di classifica, quindi andremo a vedere. Qui vediamo chiaramente un Dal Grande che deve inseguire un certo Zoppas, ma in virtù del punteggio doppio e soprattutto in virtù di un terreno che comunque avvantaggia il Beppo nazionale, che vediamo che sta giocando proprio con Flavio Zoppas, però qua è tutto da decidere e qua potrebbe veramente succedere il botto, e tutto quello che ha investito in questi anni Giuseppe Dal Grande potrebbe raccogliere in questa tappa veramente memorabile di Mussolente. Una parentesi a parte va fatta per Marco Zanella, per esempio, che lo vediamo sempre più pimpante rispetto alle prime uscite di questo trofeo Triveneto di ciclocross. Bene Luca Andreatta, e intanto vediamo come vanno via. Perché vanno via così? Perché si scivola abbastanza, era un pezzo che poi tra l'altro visto il tempo non hanno neanche provato il percorso, io compresa. E quindi... Dirlo alla milanese si caga sotto. No, non è che diciamo che si scivolava abbastanza a livello di contropendenza. Comunque è bello vedere nella fascia 2 3 maglie tricolori, insomma anche qua il Triveneto fa scuola, perché comunque ha portato il Valentini di turno a riconfermarsi, Zoppas e Dal Grande, che in questo momento stanno lottando per la classifica, così con la maglia tricolore è veramente tutt'altra cosa. Guarda che bella immagine, comunque l'eccellenza del Triveneto anche a livello nazionale. Nella categoria juniores oggi è una bella gara, perché comunque ci sono i ragazzi del Bianchin che stanno andando molto bene, anche Andreatta dello Scorzè, e anche qua Nadir Coledani convocato in Coppa del Mondo non c'è, però vedremo che mancherà veramente poco a detronizzarlo, no? Hanno fatto veramente una bella gara, e qui la gara delle gare, la gara delle donne, dove sono in 3 che si giocano la maglia. La Paola Magnago, poi c'era la Elena Valentini che al momento è terza, e Deborah Soligo che al momento è in maglia di leader. La Elena Valentini comunque abbiamo detto che dall'inizio stagione poteva fare grandi cose, e grandi cose le sta facendo in questo trofeo. Volevo dirti che c'era un bel giornalista della Gazzetta dello Sport che si era stupito di tante maglie tricolori, e gli ho detto: guarda che il trofeo Triveneto non è che è stato inventato ieri, siamo arrivati oramai alla 36esima, 33esima edizione, una cosa pazzesca, insomma ce ne accorgiamo oggi. Beh, sicuramente lavorare negli anni porta anche ad avere questi ragazzi giovani, ad esempio gli junior, insomma io penso che del trofeo Triveneto ce ne sono parecchi in classifica che sono stati poi azzurri, specialmente nell'ultima prova di Coppa del Mondo a Roma, dove ci sono stati più partecipazioni. Detto questo, abbiamo visto davanti Zanella, che è un ritrovato Zanella, ha avuto forse un piccolo calo dopo l'inizio di stagione molto pimpante, ma abbiamo visto anche i ragazzi del Scorzè veramente molto bene, ed Elena Valentini che ci teneva molto a questa maglia. Diciamo, quello che io penso è che è giusto così del doppio punteggio, perché essendoci state delle concomitanze Elena ha fatto il calendario internazionale, quindi era giusto che provasse a vincerla, e adesso vediamo come va, però diciamo che è già lì davanti. Dietro Chiara Selva, ma anche lei maglia tricolore delle Woman 1, con Paola Magnago in questo momento che sta cercando almeno di tenersi il secondo posto in classifica. Quindi abbiamo visto la Camatta che seconda anche al campionato italiano, quindi in questi percorsi va bene. Oggi in difficoltà un po' l'amore del nostro regista, la Nicoletta Bresciani e Sara Tornesani e tutte le altre, insomma oggi si fa veramente fatica con questo tempo. Bene ha fatto Adriano Zambon, che si sa ha delle idee a volte geniali, come è stata quella del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Intanto vediamo un atleta che va giù per le terre, mi pare di aver visto, se non sbaglio, la casacca del World Service Brenta, ma comunque bene ha fatto a intuire il fatto del punteggio doppio, che ha creato chiaramente più virulenza tra gli atleti. Qua vediamo una certa Ilena Lazzaro leggermente incatramata, ma insomma ci sta pure quello, perché dobbiamo ricordare che oltre a fare l'atleta, a fare la giornalista, ha anche co-condotto insieme a noi tutta questa bella annata di Scratch, e ti faccio i complimenti, perché comunque tutta la gente diceva che eri talmente brava che adesso non mi vogliono più a me, ma faremo i conti poi in trasmissione. Un Zoppas che gli tocca rincorrere, un Giuseppe Dal Grande che sta sparando tutte le ultime cartucce che ha, ma bene anche un certo Michele Feltre, che lo vedo là in terza posizione. Sì, Michele Feltre, anche lui è arrivato dalla mountain bike, e diciamo che con le gare sta prendendo un po' di mano, e anche Braidotto, insomma sono tutti Braidotto papà, quindi una famiglia nel ciclocross. Ecco, l'iPad, tecnologia anche nel ciclocross, non
l'abbiamo sempre detto, siamo dappertutto, ed ecco vediamo l'arrivo già del primo juniores, quindi Luca Andreatta che va a prendersi anche questa bellissima soddisfazione finale e va a vincere veramente netto oggi. Secondo assoluto Beppe Dal Grande, che oltre alla vittoria ipoteca anche la maglia di leader, quindi quest'anno il leader fascia 2 è Beppe Dal Grande su Flavio Zoppas. Flavio, adesso vediamo un'altra donna. Chiara Selva che sarà seconda assoluta, in quanto Elena Valentini riesce a fare tutto il giro, e anche lei farà veramente un bel balzo in classifica. Paola Maniago, quindi adesso abbiamo tutte, che sarà poi la terza assoluta, mentre ricordo Elena Valentini farà poi tutto il giro, quindi non è stata doppiata. Flavio Zoppas, eccolo qua, secondo fascia 2, si dovrà accontentare anche del secondo posto in classifica generale. Quindi andiamo avanti con la classifica degli juniores, con Andreatta, Bondavalli, Zanella, Felice Thomas, Baratin Alessio, Casanova, Simone al sesto posto, poi abbiamo Mariscutti, Pellizzato e Giglioli Samuele. Per quanto riguarda la fascia 2 abbiamo Giuseppe Dal Grande che è vincitore del trofeo Triveneto targato 33esimo anno, Flavio Zoppas che rincorre e un po' rimane attapirato, ma comunque 2 maglie tricolori ci hanno fatto brillare veramente gli occhi, Michele Feltre terzo posto, questa per me è una bella sorpresa, Mauro Braidot, Bellante Dario, Dalla Libera, Savio Borghesi Rec e Renzo Valentini. Per quanto concerne le donne oramai la classifica è fatta, con l'ultima che però è la prima, che è proprio la Elena Valentini. Esatto, Elena Valentini che è l'unica a non essere doppiata, che con la vittoria di oggi andrà anche a vincere il trofeo Triveneto, quindi questa è la classifica odierna di oggi: Valentini, Selva, Maniago, Camatta, Bresciani, Torresani, Soligo, Micheletto, Lazzaro e Pizzolotto. Eccola qui Elena Valentini, per lei vittoria e maglia di leader. Giornata magica per la Bolzanina. Bravissima Elena. Flavio, oggi è una brutta giornata doppia, un maltempo, un terreno pesante e l'ultima, insomma, che hai dovuto lasciare la maglia. Vabbè, oggi il percorso si sapeva che era dato a Giuseppe e tutta l'anno è andata così. Comunque sono contento lo stesso, merito al più forte su questi percorsi da ciclocross vero, diciamo. Però una notizia positiva, tutti quelli che hanno partecipato qua, tutti con la maglia tricolore. Sì, noi amatori, diciamo che abbiamo tenuto alto l'onore del trofeo Triveneto. Comunque domenica è stata una grande soddisfazione, è andata bene, per quest'anno può bastare. Beh, poi non è che avevo detto all'inizio di questa gara ci sono possibilità, però penso sia una soddisfazione incredibile. Sì, ci speravo fino alla fine, poi ho visto il percorso e quindi ci speravo ancora di più. Diciamo che è una maglia che penso condivido con Flavio, perché se non ci fosse punteggio doppio oggi saremmo arrivati alla pari, quindi penso sia una maglia da dividere in due. Quest'anno siamo andati tutti e due alla pari, insomma, ecco. Per questo ti fa tanto onore, insomma. Sì, ma penso sia giusto, siamo amici e voglio dire, 6 volte mi è arrivato avanti lui, 6 volte sono arrivato io e quindi penso sia un trofeo da dividere in due. Oggi è una bella giornata. Oggi, come un po' tutta la stagione, abbiamo trovato un tempo davvero infernale, ormai siamo abituati e anche oggi una bella infangata. Trofeo Triveneto ai campionati italiani, è propedeutico il trofeo Triveneto ai campionati italiani e non soltanto. Sì, senz'altro, io ho saltato molte prove, però oggi, visto che non mi hanno convocato in Coppa, sono venuta qua a cercare di vincere l'ultima prova e conquistare la maglia e ce l'ho fatta. Allora, siamo con gli junior e fascia 2. Allora, è assente giustificato però perché per problemi di lavoro non è potuto venire Giuseppe Dal Grande, che finalmente ce l'ha fatta, insomma è stato il duello penso della stagione per quanto riguarda è stata la notizia la fascia 2, insomma veramente se l'ha meritata, è stato un bel duello anche con Zoppas tutta la stagione. Certo. Donne Open, Elena Valentini, grazie al punteggio doppio, quindi bella questa formula e spero che Giacomo la terrà anche il prossimo anno, meritatamente vince la maglia nelle donne tutte. Tu ci avevi visto più di tutti comunque. Sì, Elena ha saltato parecchie prove appunto per le concomitanze, secondo me se non saltava le prove avrebbe comunque vinto. Dobbiamo dire grazie comunque anche a Adriano Zambon che si è preso un po' l'onere e l'onore di finire la gara, certo. Perché il punteggio doppio ha creato un po' più di un po' più di suspense, ha creato partecipazione, perché comunque chi si giocava la maglia è rimasto concentrato fino all'ultima gara, quindi molto bene. Negli junior era assente giustificato, ma veramente giustificato, perché era in Coppa del Mondo, Nadir Coredani, che abbiamo qui in studio. Nadir, dove ce l'hai? Ce l'hai il microfono, Nadir? Alzati in piedi. Insomma, la tua è stata una bella galoppata. Abbiamo visto che i campioni italiani, onestamente, Gioele è un altro pianeta, ma con questo non vuol dire che è finita qua.
Beh, io ringrazio tutti per l'invito. Ce l'ho fatta vincere la maglia del trofeo, che di 2 punti, perché se Bondavalli vinceva avevo già fatto i conti che me la portava via, quindi sono stato contento di averla vinta. E sì, Gioele l'italiano è andato via subito. Io non ero in giornata, sinceramente. Ti puoi girare poco poco, che se mi fanno che ti inquadrano ste basette a mo' di marca di non so, bella però è un'idea, mi piace. Me la devo fare Taglia pure. l'aria. Taglia l'aria, è vero, mi piace da morire, bravo. Insomma, dicevo dell'italiano che io non ero in giornata, però Gioele è andato più forte, cioè anche adesso domenica ha fatto terzo dietro ai pilastri lassù, cioè è un bel risultato. Lui sta andando forte, speriamo che faccia bene anche il mondiale. Io ho lottato con Todaro, con Frantolin, alla fine ci siamo dati giù un po' di scivolati così, ce l'ho fatta arrivare terzo, comunque è stata una bella stagione alla fine. E noi ti facciamo gli auguri per questa bella stagione. E speriamo che non sia finita. Ecco. Non è finita di certo. Grazie. Allora, facciamo una piccola pausa, perché dopo manderemo l'ultima gara con gli Elite, Under 23 e fascia 1. Esatto. Parliamo con Paolo Bortolotti. Allora, non è la prima apparizione, non sarà l'ultima, proseguiremo poi a marzo. Pista Mori, vi vorrei dire che il punteggio doppio, mi è venuto da dire, ma perché l'hanno tolto anche nella corsa a punti del Col? Che era così bello il punteggio doppio, l'ultimo traguardo era quello che veramente creava lo spettacolo, è stata una mazzata per la corsa a punti, secondo il mio punto di vista, è sempre stupido. C'era una verve, l'ultimo era quello che se la giocava, c'erano tanti paraguayani che stavano in coda, però se la potevano giocare, è vero, è stato un peccato. Mori. Eccoci qua, Mori, sì, sono d'accordo anche con te perché il doppio punteggio nell'ultima volata cambiava tante cose. E poi la rendeva viva. Esatto, fino all'ultimo. Beh, noi siamo qua, innanzitutto una stagione che finisce e un'altra che sta per cominciare. Ecco. Come ho detto prima, quest'anno il centropista organizza insieme all'Ucirallo il meeting nazionale giovanissimi, io sono qua a presentare quello. E senza dimenticarci la pista, perché comunque organizziamo 12 giornate di gara per esordienti allievi, junior e open maschile e femminile. Siete i più prolifici d'Italia, credo, tra i più finché ce la facciamo andiamo avanti, poi insomma, per un anno ci siamo ancora noi, ecco, poi si vedrà, perché comunque sono 8 anni che porto avanti la pista, l'abbiamo rinnovata, come tu ben sai, e cerchiamo, ci crediamo e finché ci troviamo. E poi credo che una pista di 500 metri, è vero che è molto grande, per la carità anche Bassano è 400 metri, ma li abbiamo. Consideriamo che in quelle piste, dal Col forse dirò sempre l'ennesima bestialità, perdonatemi, ma un passista che va in pista potrebbe beneficiare molto, si potrebbero creare altri tipi di ragionamenti sulla pista. Potremmo cominciare a fare il discorso che ha cercato di fare Pavarin, che è qua, gli voglio bene, dopo lo sentiamo, per aprire un discorso diverso che potrebbe essere affiancabile al ciclocross. Certamente. Vero? Certamente, anche perché la pista lunga è molto più adatta ai stradisti. Certo. Però bisognerebbe cambiare mentalità, non ai ragazzi, ma ai direttori sportivi. E io ci ho tentato, ma sono arrivato ultimo, cosa devo farci? Io sono contento che c'è una rientrée, perché il gruppo Moso l'ho visto con i campioni italiani, sono stato molto felice, perché vuol dire un riavvicinamento dei colossi, secondo me, che guai quando mancano. Sono contento di vedere anche un certo Rudy Moser che si è candidato al Consiglio federale del Comitato regionale. È un giovane, insomma, hanno anche passione. Speriamo che la gente non continui a fare i soliti errori, tipo la World Service, sai, quelli dicono, questi grandi mega, ma se ci sono, credo che sia una potenzialità per tutti. Sicuramente il rientro poi di certi nomi che erano legati alla storicità, può essere della pista o può essere del ciclocross, fa anche vedere che comunque il lavoro che ha fatto Giacomo non è andato perso. Certo. Quindi Giacomo bisogna dargli atto che ha tenuto duro in quei momenti dove magari si era trovato spiazzato di sponsor. Sì. E ha riaffascinato. E ha riaffascinato, perché io sono convinta che il ciclocross sta ripartendo per crescere sempre di più e spero che anche la pista sia... Tornando a Mori, quando sono le date? Allora, per quanto riguarda il meeting, che è quello che sono qui oggi, è dal 20 al 23 di giugno, no? E sul sito www.andalo 2013 si può trovare già tutto quello che sono i percorsi, pernottamenti e tutto quanto, insomma. Dopo per discorsi tecnici più ci avvicineremo, più verranno fuori i dettagli, ecco. E la località è bellissima perché comunque insomma siamo vicino alla Dolomiti di Brenta, lago di Molveno, per cui insomma poi la particolarità
dell'evento è tutto vicino, per cui i ragazzi non avranno come Costa Masnaga, diciamo che erano un po' dislocati, un po' a destra, un po' a sinistra, nel raggio di 700 metri ci sono tutti i percorsi gara, per cui la gente arriva a Andalo, si ferma a Andalo, parcheggia il giovedì e va via la domenica. Ecco, questa è la classica, diciamo, prova, no? Che quando il ciclismo diventa ecosostenibile, ecocompatibile, ecoturistico, no? Perché io mi viene sempre in mente la ciclopista della Valle della Valsugana, che ipoteticamente a Monaco potremmo arrivare comodamente in bicicletta a Venezia. Pensate alle cose che ci perdiamo. Insomma, noi siamo qua per calteggiare questo tipo di cose, vero Ilenia? Certo. A voi vi aspettiamo ancora, guai sono venire, Sì, sicuramente, poi oltre al meeting, come ti ripeto, abbiamo anche la pista, insomma noi... Se non mi chiamate vi pianto 4 papagne, vero? No, sei più grosso di me, per cui ti chiamo sicuramente. Ecco. Come è più grosso? Anche di Magrito. Ilenia, ma dove è grasso? Io non parlo. Vediamo Under 23, Elite, fascia 1. C'ho una serpe qua nel fianco, qua una serpe. Ultima gara, Elite Under 23, amatori fascia 1, tanto per intenderci, Del Riccio, Pettinà, Cisotto, Visinelli, Ponta. Queste sono un po' tutte le realtà di questo trofeo Triveneto di ciclocross. Vediamo un certo Alessandro Fontana, diventato mamma chioccia, però bisogna fargli un grande grazie perché lui ha portato veramente tutti gli atleti in tutte le gare del trofeo Triveneto. Partono gli Elite, vediamo tra poco gli Under 23 e poi dopo la fascia 1. Sì, oggi insomma un bel parterre, abbiamo visto già Ponta che cerca già di staccare gli altri, con dietro Pettinà, Paccagnella, la maglia di leader Visinelli, anche qua c'è una lotta per quanto riguarda la maglia di leader, mentre tra gli Under 23 Iari Cisotto è quasi sicuro. Mentre parte anche la fascia 1, dove qui veramente c'è una lotta tra Sergio Giuseppini e Carmine Del Riccio, quindi con Del Riccio fresco tricolore anche lui riconfermato, che vediamo se riuscirà oggi a strappare questa maglia a Sergio Giuseppini oppure la terrà il bravo friulano. Ma io, guarda, vorrei tanto che Sergio Giuseppini realizzasse il suo sogno, perché comunque Carmine Del Riccio, già campione italiano, ma poi Giuseppini si è speso molto. Un Diego Rettis che al primo giro va via come una Ferrari in questo guazzabuglio, addirittura prende circa una decina di metri su Carmine Del Riccio, poi vedremo se riuscirà a mantenere questo tipo di stressante pedalata, vediamo quanto il fango sia veramente oramai diventato una tortura per i ciclisti, però questo, tant'è vero che questo è il ciclocross, la bellezza del ciclocross è anche la corsa, anche il sacrificio di andare sui pedali, la guidabilità, stare attenti anche alle derapate, ho visto addirittura dei ciclisti andare in controsterzo. Qua apriamo una parentesi, l'abbiamo qua in studio, io per Marcello Pavarin non è che stravedo di più, è stato un uomo vuol dire uno che quando dà una parola la mantiene, no? Quindi io credo che un domani il ciclismo professionistico senza Marcello Pavarin sarà un ciclismo professionistico senza una grande componente in più, quindi io credo e spero che qualcuno possa alzare le orecchie. Abbiamo visto anche uno Iari Cisotto che a me spiace personalmente, secondo me una convocazione la meritava, ma io posso anche dire cazzate. Io non mi esprimo su questo, Iari ha fatto una bellissima stagione. Ma perché quando bisogna esprimersi uno non si esprime? Io lo dico tranquillamente, ma dico, non è che so tutto dalla vita, lo avrei convocato io, ma io non sono mica il commissario tecnico. Neanche io non sono il commissario tecnico. Raffaele Visinelli intanto. Perché cambi discorso? Il comando. Raffaele Visinelli al comando. E poi a seguire tutti gli altri con Ponta dietro che oggi fa un po' fatica a tenere Visinelli, che su questo tipo di percorsi quando c'è da correre a piedi diciamo che va abbastanza bene. Iari Cisotto eccolo qua, ha già confermato la maglia di leader e oggi viaggia in seconda posizione dietro a Nicolas Pettinà, anzi al momento ancora davanti, Nicolas eccolo qua subito dietro, quindi sarà una lotta fra loro due anche a livello Under 23, mentre davanti per la fascia 1 Del Riccio Giuseppin e qui vediamo Marcello Pavarin, eccolo qua anche Marcello che è veramente cresciuto moltissimo con gara dopo gara, Thomas Paccagnella già in vacanza, anche per lui è finita la stagione, quindi diciamo che in questo tipo di percorsi bisogna essere anche molto lucidi e sapere anche insomma stringere i denti, non è facile per chi magari ha già mollato di testa dopo il campionato italiano. Era una conseguenza qua che i leader della classifica fossero più concentrati e gli altri insomma non è che fossero già in vacanza, però l'hanno presa un po' più alla leggera, mancava certo la Verve, il Pepe, vediamo qua un Giuseppe
Giuseppin Sergio che sta andando a 3.000, non è fuori soglia ma quasi. Sicuramente Giuseppin sta cercando in tutte le maniere di tenersi questa maglia molto stretta, e vediamo anche tutti gli altri. Nelle categorie amatoriali comunque la Verve c'è sempre, no? Perché comunque anche per loro secondo me fare un balzo da un posto all'altro c'era una classifica molto più corta. Categoria Elite diciamo che la classifica era già molto spalmata anche per la categoria Under 23, quindi anche l'exploit di giornata serviva diciamo a poco, ecco. Visinelli bella, oggi veramente una bella gara la sua, dimostra che si era allenato molto bene e dimostra che il quinto posto del campionato italiano non era un caso, insomma anche a Vittorio Veneto essere lì comunque davanti nei primi 5 dimostra che il ragazzo a piedi sa andare, sa guidare come Nicola Spettinà, insomma sono tutti ragazzi, ringraziamo la Forestale veramente perché hanno fatto anche loro una bella stagione di ciclocross e hanno onorato tutte le gare, veramente tutte, quindi veramente bravi. Si lava il numero in tutte le maniere, anche lavandolo per terra, tanto l'acqua ce n'è, quindi eccolo qui, Raffaele Visinelli che va a vincere l'ultima prova del trofeo ed ipoteca anche quest'anno la maglia di leader. La maglia è sua e nessuno poi gliela può più togliere, chiaramente. Qua vediamo chiaramente un Iari Cisotto che però è a un giro, quindi lui confermerà sicuramente, ma andiamo a vedere la classifica degli Elite con Visinelli Raffaele al primo posto, Marco Ponta, poi abbiamo Pavarin Marcello al terzo posto, perché Pettinà Nicola c'è un Under 23, quindi lo sopravanza, ma quarto assoluto è un bel viaggiare. Thomas Paccagnella, per quanto riguarda invece la fascia 1 abbiamo Carmine Del Riccio, segue Sergio Giuseppin, Fabio Perin e Diego Retis. Poi abbiamo Leghissa, tuo marito insomma è andato benissimo, Coldart, Bolzan, Cesca, Rosolin e Caroli. Insomma, credo che non male. No, non male, gli Under 23 Nicola Spettinà va a vincere la categoria, intanto vediamo Thomas Paccagnella una maschera di fango oggi, su Iari Cisotto, Fabio Fontanari, Pietro Lucatello e Carlo Anzolini, eccolo qua, Carmine Del Riccio, ultima gara, ultima vittoria. Bene, auguri anche a lui per questo trofeo stupendo, di nuovo la linea in studio per i saluti finali e soprattutto arrivederci al prossimo 2014. Allora, benissimo, siamo arrivati. Qua abbiamo... Che ce l'ha fatta a portare a casa la e maglia. Sono contento. E siamo contenti, eccolo qua, Sergio Giuseppin per quanto riguarda la fascia 1. Te la sei vista con Del Riccio, bravo. È arrivato fino all'ultima prova, era ancora incerta, ma è andata bene così, insomma. Insomma, te la sei vista con un fenomeno, ragazzi. Sì, contro di lui è difficile batterlo. Però, insomma, sei arrivato, insomma, la costanza... La costanza su tutto il trofeo, buoni risultati... Quindi bravo anche a te. Iari, posso farti una domanda? Ma perché non ti hanno convocato ai mondiali? Vabbè, bisogna anche spezzare una lancia, perché non è che possiamo convocarli tutti, Anche io mi sono scervellato là, vedere quelli che potevo convocare. Possiamo mica convocare tutti? Hai un futuro, non ti sei neanche candidato, ormai non puoi più parlare. Ma non manco guardato. Iari Cisotto, leader degli Under 23. Grande. Finalmente, dopo 4 anni che alzati in piedi, tanto sei mica tanto piccolo. Dopo 4 anni che inseguo questa maglia, finalmente ce l'ho fatta, sono davvero molto soddisfatto. È stata una stagione molto dura perché abbiamo corso praticamente ogni domenica con il fango, quindi è stata molto impegnativa. Sei partito alla chetichella, ma sei sempre andato meglio. Sì, sono migliorato man mano che la stagione passava, poi all'italiano diciamo sono un po' calato, però sono... Ti è un po' dispiaciuto questa mancata convocazione? Sì, ci speravo un po' nella convocazione alla Coppa del Mondo a Roma perché arrivavo da 2 buoni risultati fatti a Giro d'Italia, però dai, non ci perdiamo d'animo. Grande, un applauso. Marcello, guarda, io ti devo ringraziare perché tu sei stato un uomo d'onore e allora dico che gli uomini d'onore nel ciclismo ce ne sarebbe sempre di un gran comodo invece di andare a prendere le mezze figure. Tu sei un bravo ragazzo, hai detto dall'inizio io arriverò e sei andato benissimo. Mi pare classificato quarto alla fine. Sì, esatto. Insomma. Sì, ti ringrazio, avevo detto che facevo tutto il Triveneto, l'ho fatto molto volentieri, mi sono divertito tanto, quello era importante per me e vi ringrazio per averlo organizzato. Ringrazio a lui. Sì, esatto. Ringrazio a lui. Un applauso a Marcello Pavarin, veramente, che continuerei a trovarci anche nella parte primavera-estate col pret-à-porter di Scratch. Ilenia, ti ho preparato una sorpresa. Te l'ho preparata solo io, guarda, io, soltanto io l'ho fatta. No, merito di Gianni Del Santo. Andiamo via con questo piccolo cadeau. Questo è il ciclocross, ragazzi, no? Quello che gli era domenica scorsa.
cominciata, io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me, ci vuole passione con te, non deve mancare mai, ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai. Dedico questa vittoria a voi, a mio marito, alla mia amica Irene che quando viene mi porta sempre bene, alla mia mamma e mio papà, a tutte le persone che non ci sono più e alla mia squadra. Grazie per esistere. Più bella cosa non c'è di te. Grazie per esistere. Questo non mette la pressione di quello che siamo di parte. Quanto ti cacchio. Bene, allora ti si contenta? Abbiamo provato questa cosa qua perché noi crediamo che tu sia stata veramente non la stella di questa trasmissione, di più, perché ci hai dato vitalità, mi hai dato la possibilità di avere di nuovo voglia di fare questa trasmissione, perché credimi non l'avrei fatta volentieri, visto che tu sei arrivata qua, hai portato tanta gioia e noi siamo contenti. Allora, che esperienza è stata per te questa? Mi fate piangere, è stata una bellissima esperienza e veramente io devo invece ringraziare voi perché mi avete data... dovresti data... ringraziare una persona, credo che mi una avete persona dato su una... tutte sia un altro livello, cioè voglio dire, una su tutte ci sia... No, io ringrazio sempre lo staff, mi dispiace, però è così, però mi avete dato... Però una su tutte... A parte gli scherzi, mi avete dato una grandissima possibilità di far vedere che anche una donna, spero, io avrò fatto anche qualche errorino eccetera, però chi è potuto venire qui in studio ha visto che noi abbiamo fatto tutte le telecronache a braccio, senza fogli, senza niente, sì, è vero. E insomma io per il ciclocross ho sempre dato l'anima, perché magari la gente mi vede solo la domenica, ma io lavoro per il ciclocross tutta la settimana alla fine, quindi secondo me insomma è stata una bellissima stagione. Spero Però uno su tutti, cioè di questo staff uno su tutti, diciamo che si vedeva che aveva... No. Chi? Gianni? Bene, allora io ringrazio Giacomo, un applauso, sempre un cascato. Ringrazio anche te Paolo Bortotti, ci vediamo per il primavera-estate. Grazie caro D'Alcol. Io ti vedo sempre volentieri perché so che voi siete l'anima, perché vi seguo anche durante l'estate, perché sai che qualcosa organizzo anch'io, quindi mi ha fatto piacere trascorrere questo inverno con voi. Grazie. Giacomo, io ti do l'appuntamento al prossimo anno, guai a te se non lo fai. Ma c'è un anno davanti, c'è un anno davanti, però 5 gare da fare anche in stagione, non è che sono fermo. Beh, l'appuntamento possiamo darlo col 34esimo trofeo Triveneti di ciclocross targato 2013-2014. Grazie a tutti per essere stati in compagnia nostra, noi ci rivedremo sicuramente già a partire da fine marzo. Per Scratch è tutto, per questo trofeo è tutto, grazie per essere stati con noi e grazie a voi. Grazie Elenia.